Pronto? Buongiorno, onoranza funebre. Perché non si sente? Sono Cicino Lobabo, chiamo da Malportus, in provincia di Messina. Mi dica. C'è il titolare, desidero parlare con lui. Ora glielo trapasso. Grazie, gentilissima. Prego. Minchia, a me mi sa musica e scantare. Pace e bene. Buongiorno, Ciao. signore Posantonio. Un eterno riposo anche per te. Sono Cicino Lobabo di Malportus, vicino Capotollando. È un piacere. E siccome mi hanno parlato molto bene di lei, Fino adesso non si è lamentato nessuno. ho bisogno di un servizio. Un funerale, diciamo, va. Dove? A Milano. Bene. Lei è un titolare sicuro? Sicuro come la morte. Sicuro, vero, no? Posso parlare? Dica. Come questa è una cosa seria, mi capivo. Come ti chiami, figliuolo? Cicino Lobabo. E da dove vieni? Malportuso, vicino Brolo, un paesino vicino a San Fratello. Che bello. Allora, siccome hai un problema, no? Che bello. Avvisa a mia moglie che avesse a puttare a Milano. Prendi l'aereo? Che succede una disgrazia. Bene. Io pago sempre qualsiasi cifra, mi capivo? Buono, buono. Mi restano che lei è una persona seria. Sicuramente mi posso fidare di lei. Ma chi ti ha dato il mio indirizzo, caro? È persona di Barcellona, una persona molto cara a lei. Non defunta? Mi capivo, insomma. Sì, certo. Se c'è da pagare magari 50.000 euro, Oh. io non vado a spesa, mi capivo? Bene, Ora ci capivo. dico quello che mi succedeu. In un momento di nervi, Dimmi. minchia, mi capivo lei. Sì, fratello. Ne sciarreiamo, Bene. Dio mio, e a tagliare con le casapone, a ficcia a pezzettine, a messo in congelatore. E ora lei a puttare a Milano, mi capivo? Bene. A Cologno Monzese. Va bene. E allora? Da terra ida nascivo, da Dain. Ma il mio eterno numero, chi te l'ha dato? Un amico e mi disse, parla con Ido che è una persona seria, va che lei è una persona seria, mi capivo? Sì, sì. Non ci disse il fatto che ci stai confidando a lei. Ci disse che aveva un problema con mia nonna. Se lei mi aiuta e io c'è dare 50, 60, 70 mila euro, non c'è problema, mi capivo? Io ci rugno i soldi anticipati. Quando pigliamo i boss do congelatore, izzichiamo da caixa e pigliamo e portiamo a Milano. Tanto, chi ci vuole? Come puttamo? Non era solo tua moglie? Noi pigliamo, sono due, c'è pure un bastardo. Bastardo, cui? Ido. Ido cui? Due pezzi e mezzo che trovai qui da cuccato, do me letto. E intrommava come un toro. Che bello. Mi chiamava a capire. Minchia pigliai due casapone. Sì. A cominciare da cosa a tagliare a Ido. Prima ammazzai a Ido. Sì. Poi cominciai a tagliare a Ido, mi ci fece tipo salamino. Sì. Fettine. Ma va a capire lei. Io, dignità da faccia, gente mi conoscono tutta, per persona seria. Ora Merino mi ha dato a due cornuto. Sì. Ma lei è sposato, mi dice la verità. Certo. Ma è cornuto. Non so, non lo so. Per favore. Lei non deve fare niente, io ho tutto pronto. Ci sono 4 becchini pronti a Milano. A Ido scarichiamo sopra Sila. E tutto è fatto. Ma non diciamo sciocchezze, non possiamo fare un trasporto funebre a 200.000 euro, facciamo 200.000 euro. Ma guarda... 300.000 euro. Ma guarda, figliuolo, non è questione di soldi. È un fatto proprio... 400.000 euro e chiudiamo dopo. Qui c'è pes e qui ci guadagno. Come ti chiami, figliuolo? Cicino Lobalbo. Nino, Gianni, Carmelo, prendete la cassa. Stiamo arrivando.